Via libera dell'EMA ad AstraZeneca, il vaccino è sicuro ed efficace, la campagna riparte anche in Friuli Venezia Giulia. Riccardi, riprogrammate le somministrazioni sospese, presto prenotazioni per i settantenni. Celebrata oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, cerimonia anche a Regione. Il Premier Draghi a Bergamo, lo Stato c'è, non possiamo abbracciarci, ma dobbiamo sentirci tutti più uniti. Strage di galline a Vivaro, dove un allevamento è stato centrato per errore dal colpo sparato da un carro armato dell'esercito, impegnato in alcune esercitazioni sul Cellina. Sono state prodotte a San Giorgio di Nogaro le cime performanti scelte per la propria imbarcazione dal team New Zealand. Dopo il nuovo caso di Covid che porta a 6 il totale dei contagiati tra i neroverdi, la Lega B ha rinviato Pordenone e Pisa in quarantena fino al 23 i giocatori andati a Empoli martedì. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli, l'avete sentito dai titoli. AstraZeneca è un vaccino sicuro ed efficace. È arrivato nel pomeriggio il verdetto dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. In questo momento i benefici del siero di AstraZeneca, ha detto il direttore esecutivo dell'EMA, superano di gran lunga i suoi rischi e il suo uso dovrebbe proseguire per salvare vite. E dopo il via libera dell'EMA ad AstraZeneca, il Friuli Venezia Giulia è pronto a riprendere la campagna vaccinale anti-Covid, come annunciato dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. In breve saranno calendarizzate le 3.000 somministrazioni sospese e partiranno le liste per i settantenni. Con il via libera dell'EMA per il vaccino AstraZeneca può ripartire a pieno ritmo la vaccinazione anche in Friuli Venezia Giulia. Dopo l'ok al siero della multinazionale anglo-svedese, anche da parte dell'AIFA, dice il governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, la regione a stretto giro di posta calendarizzerà nuovamente le 3.000 somministrazioni fermate nei giorni scorsi. Riprogrammeremo tutta l'attività delle 3.000 persone che sono state bloccate nel corso di questi giorni. Credo nell'arco di una giornata saremo in grado di ripartire in maniera ordinata anche con questo vaccino, sapendo che tutta l'attività degli over 80 con Pfizer e Moderna sta procedendo con risultati importanti. Dato il buon andamento della vaccinazione degli over 80, nei prossimi giorni saranno aperte anche le liste per i settantenni. Credo che nell'arco di qualche giorno apriremo le agende per la categoria 79-75. Vedremo quale sarà l'adesione e poi proseguiremo con le fasce d'età così come stabilito dal piano nazionale. E per la vaccinazione di massa la Regione è pronta ad attivare diverse categorie di somministratori. L'importante è che arrivino le dosi di vaccino. Lavoriamo alla campagna massiva che è quella che sta dando maggiori risultati. Poi proseguiremo con tutte le altre categorie che sappiamo essere pronte, la medicina generale, il pediatra di libera scelta, i dentisti, poi anche le farmacie. Noi stiamo organizzando tutto, ma questo ha a che fare con la disponibilità dei vaccini della quale ancora abbiamo notizie limitate e soprattutto la reazione delle persone. E rimaniamo sempre in tema vaccini perché è stato avviato a Tolmezzo il modello applicato a Cividale del Friuli per le vaccinazioni massive di prossimità, un'operazione che si sta perfezionando di giorno in giorno, con cui proseguiamo a dare risposte alle comunità per mettere in sicurezza la categoria più esposta e tra poco continuare con le altre persone fragili, lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Al Palatennis a Tolmezzo durante una delle giornate di sedute potenziate di vaccinazione per gli over 80 sono state 1.200 le prenotazioni per la giornata odierna e 550 quelle di domani mattina, quando la vaccinazione è prevista dalle 9 alle 14, sempre agli ultra ottantenni. Con questi numeri, ha detto Riccardi, raggiungeremo l'80% di vaccinati over 80 nei distretti di Gemona del Friuli e di Tolmezzo. È un risultato importante che ci permette di tutelare gli anziani in attesa di poter poi accelerare con le altre categorie. Non solo le terapie intensive, ma anche gli altri reparti degli ospedali del Friuli Venezia Giulia sono occupati oltre la soglia critica. Emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe che conferma dati da zona rossa per la nostra regione. Per Gimbe la decisione più politica che scientifica di sospendere i vaccini AstraZeneca avrà un effetto boomerang sull'adesione alla campagna da parte dei cittadini.
Dopo le terapie intensive, anche gli altri reparti Covid degli ospedali della regione tornano sotto pressione. In Friuli Venezia Giulia salgono nuovamente sopra la soglia d'attenzione le occupazioni dei posti letto anche nelle aree mediche, 42%, oltre che in terapia intensiva, 44%. E la nostra regione resta quella in cui il virus si diffonde a maggiore velocità in Italia, in percentuale. Sono tutti in peggioramento gli indicatori riportati nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che conferma ancora una volta la situazione critica in Friuli Venezia Giulia, dove i dati restano sempre in maniera preoccupante da zona rossa. Nella settimana dal 10 al 16 marzo i casi positivi nel nostro territorio sono 1225 ogni 100.000 abitanti, il 70% in più rispetto alla media nazionale, che è di 899 casi. I nuovi contagi rispetto alla settimana precedente sono aumentati del 38,1%, mentre nel paese crescono del 18%. L'aumento dei casi si riflette sulle curve relative ai servizi ospedalieri, oltre a rendere più complessa l'assistenza ai pazienti. Il sovraccarico delle strutture aumenta lo stress del personale. Quanto ai vaccini, per la Fondazione Gimbe il caos AstraZeneca, oltre a rallentare le somministrazioni, rischia di avere un effetto boomerang sull'adesione dei cittadini alla campagna vaccinale. La decisione di sospendere le inoculazioni con AstraZeneca per Gimbe è stata più politica che scientifica. Intanto, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Friuli Venezia Giulia è pari al 4,63%, la media italiana è del 3,6%. Tra gli over 80 ha completato il ciclo il 15% della popolazione contro la media nazionale del 10,6%. I dati dei contagi di oggi e delle vittime da Covid: sono 19 le persone morte nella nostra regione, mentre su 8.525 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 724 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,49%, e su 3.915 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 334 casi, 8,53%. I ricoveri nelle terapie intensive sono 77, mentre quelli in altri reparti sono 545, aumentano le persone in isolamento e sono 14.904. È stata celebrata oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19. Il 18 marzo dello scorso anno fecero il giro del mondo le immagini della lunga fila di camion dell'esercito italiano impegnati a trasportare da Bergamo ai forni crematori delle altre regioni le bare delle persone morte a causa del virus. Alcune arrivarono anche in Friuli. Lo Stato c'è e ci sarà, a dirlo il Premier Mario Draghi, alla cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid a Bergamo. Non possiamo abbracciarci, ha aggiunto, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Draghi ha deposto una corona di fiori al cimitero monumentale della città e inaugurato il Bosco della Memoria con la messa a dimora dei primi 100 alberi. E oggi ricorre la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, un momento per riflettere, onorare e condividere la memoria di una tragedia che ha segnato l'Italia e il mondo intero. 18 marzo, giornata nazionale vittime Covid-19, lo scrive sui suoi profili social il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel giorno in cui si ricordano le vittime del Covid. Un minuto di silenzio in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 è stato osservato questa mattina anche a Udine, davanti a Palazzo Darongo, sede del municipio. Anche qui a Udine un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid con il sindaco Pietro Fontanini. Sì, abbiamo anche a Udine fatto questa cerimonia perché purtroppo anche in città ci sono stati più di 300 morti in questo periodo di pandemia da coronavirus, soprattutto nell'ultima parte del 2020 e questo inizio di 2021. Eravamo stati così non toccati in maniera forte all'inizio della pandemia, purtroppo adesso anche la città soffre, ci sono stati lutti e questa cerimonia, che è fatta in tutta Italia, vuole essere un segno di solidarietà e di vicinanza soprattutto alle famiglie che hanno avuto lutti in casa per persone purtroppo decedute a causa del coronavirus. Siamo ancora in piena pandemia. È necessario continuare a mantenere le distanze, le mascherine, stare a casa il più possibile, perché sappiamo che solo così, in attesa di fare i vaccini tutti,
Solo così riusciamo a contenere e a sconfiggere questa terribile epidemia. In vista del 26 marzo, giornata di mobilitazione nazionale per lo sciopero della scuola contro la didattica a distanza e per la riapertura di tutte le scuole, dal nido all'università, sono in programma presidi e flash mob per domani, sabato e domenica in diverse città italiane, tra le quali Trieste. Il Comitato Priorità alla Scuola è mobilitato su 2 fronti per chiedere l'immediata riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e per ottenere maggiori investimenti per la scuola pubblica. La comunità di Remanzacco si stringe al suo sindaco, Daniela Brizz, che in pochi giorni ha perso entrambi i genitori contagiati dal Covid. I coniugi Giovanni Brizz, di 85 anni, e Lina Marini, di 86, erano ricoverati all'ospedale di San Daniele e nella stessa stanza da una quindicina di giorni. 2 giorni fa Daniela Brizz aveva dato l'ultimo saluto al padre e ieri pomeriggio ha avuto la notizia della scomparsa della madre, le cui condizioni di salute fino a poche ore prima sembravano in miglioramento. I coniugi Brizz erano molto conosciuti a Remanzacco, dove dal 66 al 2017 avevano gestito il bar centrale che, trovandosi di fronte al municipio, è stato punto di ritrovo della comunità in cui si è intrecciata la storia di Remanzacco degli ultimi 50 anni. Questa mattina, nonostante il grave lutto, Daniela Brizz ha voluto essere presente davanti al municipio al minuto di raccoglimento in ricordo di tutte le vittime del Covid. Il gruppo Insieme Brizz Sindaco, fa sapere il consigliere comunale Dario Angeli, è pronto a non far mancare il suo sostegno a Daniela in un momento particolarmente difficile per lei e la sua famiglia. È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare le cause del decesso del maresciallo maggiore dei Carabinieri Emanuele Calligaris. L'uomo, 47enne di Cassacco, è morto martedì all'ospedale di Udine a seguito di un'emorragia cerebrale. La salma non è quindi stata ancora restituita ai familiari, ma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La famiglia della vittima ha presentato tramite i propri legali 2 esposti con l'obiettivo di accertare eventuali responsabilità nella morte del 47enne. Il carabiniere aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca il 4 marzo scorso. Non è stata ravvisata da parte dei clinici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine alcuna connessione tra il decesso e l'inoculazione del siero. Il militare ha perso la vita a seguito di una gravissima emorragia cerebrale che era stata trattata in terapia intensiva all'ospedale di Udine. Sono state riscontrate dai carabinieri del NAS di Udine carenze igienico-sanitarie in 2 obitori di 2 ospedali della ex provincia di Pordenone. Non sono state ravvisate irregolarità invece a Gorizia e a Trieste. Carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate dai carabinieri del NAS di Udine in 2 obitori di 2 ospedali della ex provincia di Pordenone. In entrambi i casi gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno segnalato la situazione all'autorità sanitaria. Lo stato di conservazione e gestione delle salme invece non ha mostrato alcuna irregolarità. I militari dell'Arma del Nucleo Antisofisticazione e Salute hanno eseguito nell'arco della scorsa settimana in tutto 4 controlli negli obitori dei nosocomi del Friuli Occidentale, 2 nelle camere mortuarie degli ospedali dell'ex provincia di Gorizia, dove non sono state ravvisate irregolarità, e 2 nelle strutture ospedaliere dell'area giuliana. A Trieste i militari hanno controllato anche la cella mortuaria del cimitero, che è attrezzata anche per eseguire le autopsie. In zona giuliana, nell'Esontino, non sono state ravvisate irregolarità. Si tratta di attività di controllo svolte in questo periodo di emergenza sanitaria, d'intesa con il Ministro della Salute, per appurare la regolarità degli obitori e il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19. A livello nazionale sono stati oggetto di ispezione 375 tra obitori e camere mortuarie interne alle strutture ospedaliere, 85 le irregolarità riscontrate. Denunciate 23 persone, segnalate altre 78 tra dirigenti di strutture sanitarie e ospedaliere, titolari di imprese funebri private per violazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in osservanza degli obblighi della normativa anti-Covid e delle leggi regionali e di polizia mortuaria. Il futuro della stagione turistica è stato presentato questo pomeriggio in Consiglio regionale durante i lavori della seconda commissione presieduta da Alberto Budai. Non sono mancate le polemiche tra mare e montagna per i ristori. Sicurezza, digitalizzazione ed esperienze, questi gli assi che la Regione Promoturismo e FVG hanno lanciato per la stagione estiva 2021. Li hanno declinati alla seconda commissione del Consiglio regionale, su richiesta del Partito Democratico, l'assessore Sergio Bini e il direttore di Promoturismo Lucio Gomiero. I dati dicono che lo scorso anno i fatturati delle strutture ricettive sono crollati del 60%, della ristorazione del 50% e del commercio del 40%. Le presenze sono diminuite del 60% a causa dei limiti negli arrivi degli stranieri.
Bini ha ricordato i 100 milioni, non solo di risorse regionali, per gli investimenti. L'obiettivo, ha poi aggiunto, è dare liquidità alle imprese. Il piano del turismo è importante, ma ancora di più il sostegno alle realtà economiche. Gomiera ha spiegato che sarà determinante dare un segnale di sicurezza ai turisti, puntando come lo scorso anno sulle esperienze. Nel 2020 abbiamo realizzato 1300 eventi nei 10 ambiti della montagna. Sulla digitalizzazione bisogna essere concreti, come il portale unico delle spiagge, i nuovi ski pass e il sostegno alle attività commerciali dell'alimentare sul fronte dell'e-commerce. Sul fronte degli incontri, come confermato da Bruno Bertero, direttore marketing di Promotorismo, sono costanti i workshop. Abbiamo incontrato 250 agenzie di viaggio tedesche, con 80 che hanno già fatto richieste per acquistare pacchetti. Sergio Bolzanello ha sottolineato come sui ristori il lavoro della regione sia stato condiviso, manca però una visione di fondo sul comparto. Infine, da registrare le polemiche nelle audizioni dei consorzi tra mare e montagna, con quest'ultima che ha beneficiato di aiuti maggiori vista la cancellazione della stagione invernale. Malumore tra chi vende bevande e alimenti per asporto a Udine in questo periodo di zona rossa. I titolari di bar e pizzerie lamentano una scarsa affluenza e incassi in fortissimo calo. Grande preoccupazione da parte dei titolari di bar e attività del centro di Udine, che possono rimanere aperte solo per asporto ma che non riescono a guadagnare abbastanza. Non si riesce neanche a pagarsi le spese della corrente. Lavoro io come titolare, ho lasciato tutte le ragazze a casa. Questo bar aveva 3 dipendenti, 4 con me. Sono rimasta da sola. E come vedete le prossime settimane? Ancora peggio di adesso, secondo me. Gli ospedali, da quello che sentiamo, sono pieni. Noi cerchiamo di andare avanti e di dare questo servizio, ma non vediamo questo futuro. Aspettiamo questi vaccini, ma c'è anche lì il problema. La gente fino a ieri mi diceva aspetto il vaccino, è successo quello di AstraZeneca si chiama. La gente ha paura a vaccinarsi, perciò penso che la cosa non finisca tanto presto, dal mio punto di vista. Ormai sopravviviamo e basta, sì. Questa pizzeria qua è fatta sugli studenti, perché noi non portiamo pizza a casa. Noi continuiamo a tenere aperto perché noi siamo qua a famiglia, così non ho altre entrate. Per esempio, se aveva magari la moglie che lavorava da altre parti, poteva anche tenere chiuso, però viviamo con questo. Abbiamo 2 figli. È tutto qua. Se si chiude qua, dopo cosa fai? Entro la fine della settimana in provincia di Udine saranno almeno 1 migliaio i lavoratori dei settori della ristorazione e del commercio a essere nuovamente posti in cassa integrazione. Con l'avvio della zona rossa e la chiusura di attività in settori come quelli della ristorazione, del commercio, del turismo e dei servizi alla persona, sono ripartite le richieste di cassa integrazione. La Wiltux evidenzia un trend estremamente preoccupante. Per la fine della settimana prevede che in provincia di Udine saranno almeno 1 migliaio i lavoratori interessati dalla procedura. I settori dei pubblici esercizi e dei servizi alla persona, che sembravano essere sulla via della ripresa, ora sono allo stremo, spiega il segretario Wiltux Andrea Sappa, evidenziando le difficoltà di molti bar e ristoranti i cui gestori hanno deciso di chiudere temporaneamente perché non sono in grado di attivare l'asporto, non avendo le condizioni minime per poter tenere in piedi l'attività né la possibilità di organizzarsi con i rifornimenti. In questi giorni, continua Sappa, stanno arrivando anche le richieste di rinnovo di cassa integrazione per il personale delle palestre che sono chiuse da mesi. Il segretario Wiltux manifesta inoltre apprezzamento per la nuova normativa sui congedi parentali previsti per diverse categorie di lavoratori. Peccato però, continua sindacalista, che nell'elenco non siano stati inclusi i dipendenti del commercio per i quali non vi è nemmeno l'assegno babysitter. I lavoratori del settore con i figli in didattica a distanza sono estremamente penalizzati, conclude Sappa. Se rimangono a casa percepiscono uno stipendio inferiore e creano problematiche sul posto di lavoro. Ci sono molte novità per il Friuli Venezia Giulia nella bozza del nuovo recovery plan preparata dal governo Draghi, dal turismo lento con i borghi e le piste ciclabili al Porto Vecchio di Trieste e la ferrovia Udine-Cividale. Le ha anticipate l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli nella puntata di Economai FVG che andrà in onda questa sera alle 21. Dal dibattito al quale ha partecipato il segretario regionale del PD Cristiano Sciaurli è emersa forte la richiesta che il Consiglio regionale sia il momento centrale del protagonismo del territorio in vista della presentazione del piano all'Unione Europea il prossimo 30 aprile. Convochiamo in seduta permanente il Consiglio regionale? È questo che io chiedo. Io non so che coinvolgimento e che confronti abbia avuto la Giunta regionale, sicuramente li avrà avuti.
Io chiedo davvero che il Consiglio regionale faccia la sua parte. È incredibile che noi non abbiamo ancora incontrato le rappresentanze sindacali, le rappresentanze dell'economia, le rappresentanze anche delle amministrazioni locali su un tema come questo. Il Consiglio regionale dovrebbe avere l'orgoglio di essere, come è stato nel 76 dopo il sisma, come è stato anche in passato, motore della ripartenza di questo territorio. Zilli. Innamorata della politica e delle istituzioni come sono, io aspetto l'invito del Presidente Zanin, che ha appunto il bastone della decisione del comando su questo tema, e so appunto, come vi ho detto prima, che già lunedì su questa bozza di piano, che non è ancora definitiva, ci troveremo assieme alle forze politiche in Consiglio regionale per programmare i tavoli di lavoro. Quindi la volontà c'è tutta, spetta ovviamente al Consiglio regionale dettare i tempi e alla Giunta essere pronta e sensibile alle specificità e agli interessi che verranno rappresentati. A Trieste è stato ricordato oggi Miran Hrovatin, l'operatore della RAI ucciso insieme a Ilaria Alpi a Mogadiscio mentre stava indagando su un traffico di rifiuti dall'Italia. Trucidati mentre erano a Mogadiscio come inviati del TG3 per fare chiarezza su un traffico di rifiuti tra l'Italia e la Somalia. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, originario di Trieste, sono stati ricordati questa mattina nel capoluogo giuliano dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Cristiano Degano, dal presidente di Assostampa Carlo Muscatello, da Articolo 21 con Fabiana Martini e da Daniela Lucchetta, che a gennaio del 1994 ha perso il marito, Marco, ucciso da una granata insieme ai colleghi della RAI Alessandro Sasciaotta e Dario D'Angelo, da inviati a raccontare la guerra dei Balcani. Non ci fermeremo e continueremo a pretendere la verità, così come per Giulio Regeni, di quanto successo a Mogadiscio, ha detto Martini. L'omicidio di Ilaria e Miran, ha aggiunto Muscatello, è uno dei tanti buchi neri della nostra storia e non possiamo accettare l'ipotesi che l'inchiesta venga archiviata. La fondazione Lucchetta Angelo Ota Hrovatin è nata per ricordare, cercando di portare del bene ad altre persone, ha concluso Daniela Lucchetta. Degano, in qualità di presidente dell'Ordine, ha posto poi l'accento sul ruolo dei media. Sì, e per questo siamo oggi qui anche dopo 27 anni per ricordare dei colleghi come Ilaria e Miran, che sono appunto rimasti vittima di un impegno professionale e civile, come abbiamo scritto nella lapide davanti all'Ordine dei giornalisti, davanti all'ingresso dell'Ordine dei giornalisti a Trieste, ricordando anche Marco, Sasha e Dario, perché appunto fare delle inchieste giornalistiche rischiose, pericolose, che abbiamo visto hanno portato purtroppo anche alla loro scomparsa, è un impegno non solo professionale ma anche e soprattutto civile. Un furgone carico di cuccioli trasportati illegalmente è stato scoperto e fermato nei pressi dello svincolo autostradale di Palmanova da una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Gorizia. 30 gli esemplari trovati all'interno del mezzo tra bassotti, barboncini, chihuahua, golden retriever, spitz, bulldog francesi. Erano malnutriti, insufficientemente abbeverati e con documenti sanitari non conformi. Il conducente, unitamente al trasportatore e al rivenditore destinatario, sono stati denunciati in stato di libertà per maltrattamento di animali, falso documentale e traffico illecito di animali da compagnia. 22 cuccioli sono stati affidati al canile di Udine, mentre 8 bisognosi di cure sono stati ricoverati presso una struttura veterinaria. Uno, dopo 24 ore, è purtroppo deceduto. A Vivaro, dove un allevamento è stato centrato per errore da un colpo sparato da un mezzo corazzato dell'esercito impegnato in alcune esercitazioni sul Cellina. Il mezzo corazzato sbaglia mira e centra un allevamento di galline di Vivaro. La procura di Pordenone ha posto sotto sequestro 4 carri armati dell'esercito. È successo la scorsa notte durante un'esercitazione sul torrente Cellina, dove era impegnata la brigata Pozzuolo del Friuli assieme al Genova Cavalleria e ai lagunari di Venezia. Durante le manovre un blindo Centauro ha sparato in direzione del centro abitato, in direzione opposta rispetto all'area riservata ai tiri, centrando in pieno il capannone dell'azienda agricola, che si trova nella prima periferia del paese. Sul momento i militari non si sono resi conto dell'errore, dal momento che il colpo non ha innescato alcun incendio. Se ne sono resi conto questa mattina invece i titolari dell'allevamento, quando sono entrati nel capannone trovando numerose galline morte a causa dello scoppio e parte della struttura crollata. Non riuscendo a capire la causa del disastro, gli allevatori hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Spilimbergo, che sono subito intervenuti. Informati dell'esercitazione, i militari dell'Arma sono potuti risalire ai responsabili. Le indagini proseguono e la procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta. Come accennato, 4 mezzi corazzati impegnati nell'esercitazione sono stati posti sotto sequestro. Usava la fionda per lanciare polpette avvelenate nei giardini delle case per far morire i cani, è stato individuato e denunciato.
Un uomo di 53 anni di Azzano X è stato denunciato dalla polizia locale per l'ipotesi di reato di tentata uccisione di animali. I fatti risalgono allo scorso anno. Utilizzando una fionda lanciava polpette avvelenate nei giardini di 2 abitazioni di Azzano per avvelenare i cani che si trovavano nelle aree verdi recintate delle 2 dimore. In un episodio l'animale è stato portato dal veterinario ed è stato salvato in extremis dopo aver ingerito dei bocconi avvelenati. Nell'altro episodio l'amico a 4 zampe è stato salvato dal padrone, che è riuscito a togliere velocemente dalle sue fauci la polpetta avvelenata. È stato curato ed è guarito. Le 2 famiglie hanno denunciato l'accaduto al comando della polizia locale di Azzano, che ha avviato le indagini con il coordinamento della procura di Pordenone. L'autorità giudiziaria ha delegato una perquisizione nell'abitazione del 53enne, nella quale sono state trovate le esche avvelenate. Gli esami di laboratorio hanno accertato che all'interno delle polpette era stato mescolato il veleno. Sul podio dell'America's Cup con il team New Zealand è salita anche un'azienda friulana. È di San Giorgio di Nogaro e ha fornito ai neozelandesi le cime utilizzate nelle imbarcazioni, resistenti anche più dell'acciaio. Sembra una favola, racconta a Telefriuli il titolare Stefano Finco, invece il mio sogno da bambino è diventato realtà. Per la maggior parte degli italiani la sconfitta di Luna Rossa all'America's Cup non è una buona notizia, ma in Friuli, in particolare a San Giorgio di Nogaro, c'è chi festeggia la vittoria del Team New Zealand. È l'azienda Armare Ropes che ha prodotto e fornito le cime tecniche agli neozelandesi, e a sorridere è in particolare, per la seconda volta, il titolare Stefano Finco. Questa è la seconda volta che forniamo i prodotti al Team New Zealand. Quindi sia nella 35esima edizione sia in questa, nella 36esima, e per 2 volte insomma, siamo saliti sul podio insieme a loro. Come mai il team velico più forte al mondo ha scelto proprio un prodotto friulano? Sembra quasi una favola, perché era il 23 di dicembre del 2015, squilla il telefono, scopro che è Max Sirena, che poi oggi è il factotum del team di Luna Rossa, che al tempo era invece uno dei responsabili del team New Zealand. Ci siamo accordati per incontrarci a gennaio del 2016 e da lì è iniziata la nostra collaborazione. Al tempo le imbarcazioni avevano una montagna di cordami e di cime. Oggi ce n'è veramente poche, ma sono nascoste all'interno dell'imbarcazione. Le nostre cime regolano la tensione delle vele e regolano anche molti altri apparati, quali i foil, che sono le pinne laterali delle imbarcazioni. Hanno fibre particolari con caratteristiche incredibili di resistenza e con allungamenti ridotti quasi a raggiungere e anche a superare i migliori acciai. Ero un bambino e ricordo la prima edizione della Coppa America, appunto quando c'era Azzurra, sognavo di poter un domani con la nostra azienda poter fornire le cime appunto a questo tipo di imbarcazioni. E il sogno è diventato realtà anche con molta perseveranza, con tanto impegno e con molti sacrifici. Siamo in chiusura, ma tra poco l'appuntamento è con Sport FVG, dove si parlerà di Udinese, del rinvio della gara Pordenone-Pisa, ma anche di Tavagnacco calcio, di basket, di volley e canottaggio, subito dopo la pubblicità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata su Telefriuli.